La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze. In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza. Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro ruolo, e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti i lagunari, che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume dove gli uomini del CIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica.